Troppe contrapposizioni hanno creato divergenze inutili nel nostro Paese, mettendo in gioco appunto anche la possibilità di avere l'autonomia in tempi brevi. Adesso c'è tutta la volontà da parte di questo governo per arrivare al nodo cruciale per poter risolvere appunto quello che secondo noi è un'opportunità. Prima uscita ufficiale del ministro bellunese Federico D'Incà, che nella sua provincia taglia il nastro della Fiera e Festival delle Foreste a Longarone. È partito il nuovo governo e la prospettiva di stabilità, dice D'Incà, da sempre difensore del tema autonomia. Io già adesso all'interno del Consiglio dei Ministri a margine ho avuto la possibilità di poterne parlare con Francesco Boccia, che tra l'altro eravamo in Commissione Bilancio insieme per 5 anni. Credo che Francesco abbia delle competenze anche a livello internazionale sotto il profilo appunto dell'economia, saprà quindi tradurre e mettere in pratica l'autonomia in maniera tale da poter unire Nord e Sud Italia, facendola nella maniera corretta, senza creare quelle contrapposizioni che alla fine fanno male al nostro Paese. Alla cerimonia d'apertura della fiera, che è occasione di riflessione e di confronto a poco meno di un anno dalla tempesta a Vaia, il personale ricordo del ministro D'Incà va a Livino Allongo del Col di Lana e a quanti lavorarono incessantemente in quei giorni drammatici. Il rapporto con la montagna, lo spopolamento e il cambiamento climatico sono stati al centro degli interventi dei rappresentanti istituzionali. Delusione per l'assenza del presidente della regione Zaia, che ha inviato una lettera di saluto, del presidente della provincia e sindaco di Longarone Padrin, che ha delegato ai convenevoli i suoi più stretti collaboratori. Con questa fiera noi vogliamo fare una riflessione affinché un dramma ambientale, perché di questo stiamo parlando, che è stato Vaia, possa essere rivolto verso il positivo e quindi guardare all'ambiente in maniera amichevole, nel rispetto delle future generazioni. In fiera anche uno spazio dedicato proprio ai giovani. A loro si è rivolto il ministro D'Incà, che ha svelato un aneddoto legato alla sua nomina. Ho chiesto a mia figlia di che cosa le sarebbe piaciuto che il papà si occupasse da ministro. Mi ha risposto dei bambini piccoli. Ecco, ha chiosato D'Incà, pensiamo alle future generazioni, facciamo squadra e usiamo un linguaggio mite.